Sport Sicily, buon pomeriggio da Alessandro Dumas e benvenuti in questa nuova sfida. Oggi si apre ufficialmente il campionato di Serie C2 di calcio a 5. Ad affrontarsi saranno Futsal Emiri contro Ficarazzi, padroni di casa, che scendono in campo con il completo grigio e celeste, gli ospiti che rispondono con il consueto completino bianco e blu. Adesso l'arbitro sta designando le ultime direttive di gara. Adesso si scambiano il saluto e poi vanno a salutare le panchine opposte. Ficarazzi che va a salutare l'allenatrice Cinzia Leonardo, mentre gli Emiri vanno a salutare Vincenzo Marsala, il solito scambio di pettoline prima di cominciare la partita. Adesso le due squadre stanno riunendo per il solito rito del Circo Time, in cui i loro allenatori daranno le ultime indicazioni prima di questa prima partita cruciale del campionato. L'iniziatura sono forti, non scherzate, l'iniziatura devono essere assatanati con il pallone. Aiutiamoci, aspetta, rimani a poco serio, raga, facciamo la FAO! dai, tutti insieme, oh! Dai raga, dai, oh! Adesso il capitano ha designato le ultime indicazioni insieme al mister Cinzia Leonardo. Adesso appena si schiereranno in campo vedremo le formazioni. Nel frattempo si schiera in campo il Ficarazzi, il numero 1 Rinicella, il numero 14 Di Maria, il numero 4 Ceramitaro, il numero 7 Parisi e il numero 8 Dopo aver osservato il minuto di silenzio, adesso continuiamo a leggere le formazioni. I Miri che rispondono in campo con Rinicella in porta, il numero 4 Ceramitaro, il capitano a dirigere la squadra, il numero 5 sarà Rappa, 17 Manuel Sciacca, il numero 15 Termini Christian risponde, il Ficarazzi con Messina in porta tra i pali, il numero 8 La Barbera, il numero 4 Prestigiacomo, il numero 7 La Targia e il numero 9 Reisi. Primo pallone della partita nei piedi dei padroni di casa, ci terranno a partire subito forte. Comincia la partita, pallone per il capitano, dall'altra parte per Sciacca, si cerca dall'altra parte il numero 4, ancora Sciacca, a cercare Ceramitaro, 1-2 con Sciacca, riconquista il pallone subito, ma fischia subito il primo fallo della partita a favore del Ficarazzi. Batterà il numero 4 Prestigiacomo, che va a cercare subito La Barbera. La Targia, scambia il pallone, ancora Prestigiacomo, ancora La Targia, si va in profondità a cercare il numero 14 che conquista il fallo laterale per il Ficarazzi. Andrà Zito, si appoggia verso il numero 8 che prova a calciare il primo tiro della partita, la prima occasione nei piedi degli ospiti. L'arbitro ha designato una rimessa laterale a favore dei padroni di casa, andrà Sciacca. Ad appoggiarsi, adesso è il capitano che gira dall'altra parte per cercare il numero 4 Ceramitaro. Ancora Rappa, prova a condurre il pallone da palle va via. Sciacca, adesso giocano a due tocchi i padroni di casa, rischiano questo pallone intercettato da Zito, pallone che finisce di rimessa laterale. Primi attimi della partita. Puntalo sempre.
parte verso il Rappa. Ancora Rinicella che va a cercare il lancio lungo. Non controlla Messina, parte col sinistro. Sbaglia la misura del tiro. Rimani su! Per il numero 7 va a cercare. Passato, si appoggia. Ancora verso la targia, corridoio interno. Lascia scorrere il Rappa. Primi attimi di partita. Se sei su continuo! Dai! Va bene, va bene. Rappa. Rinuncia il pallone. A cercare ancora Ciaramitaro. Appoggio per Sciacca. Lo stesso palla dei padroni di casa. Ciaramitaro ancora si appoggia verso il numero 15 per andare a puntare, viene raddoppiato, sterza. L'arbitro fischia il fallo. Questa volta a favore degli Emiri. Dunque punizione Dani! che potrebbe cercare la porta. Da lì il numero 15. Ancora Termini. Cristian Termini andava alla battuta. Dall'altra parte c'è Sciacca e Rappa dentro l'area di rigore. Ancora da cercare il Rappa dall'altra parte che di prima. Prova un corridoio. Primo giro della bandierina per i padroni di casa. È uno schema. Chiama i suoi Rappa. Ancora appoggio verso Sciacca col destro. Ancora attenzione al contropiede. Va a cercare subito il corridoio Perzito. Un contatto sospettoso, ma per l'arbitro non c'è niente. Ha lasciato scorrere il pallone. Sarà dunque rimessa dal fondo per i padroni di casa. Oh, raga, in queste occasioni si attacca subito quando perdiamo palla. Rappa, adesso tutto schierato nella propria metà in campo il Ficarazzi. I primi 5 minuti della partita. Prova gli Emiri a condurre il possesso palla, a direzionare la gara. Ancora Sciacca. Cercare un corridoio, lascia il velo. Trova una grande risposta di Messina che manda il fallo laterale. Ancora Ciaramitaro si appoggia verso Sciacca. Sciacca vuole sterzare col destro, l'appoggia ancora verso Rappa. Si va dall'altra parte verso Termini. Termini prova un corridoio, palla ha provato a tagliare il campo, può ripartire. Adesso Zito, viene pressato, scarica verso la targa. Si va dall'altra parte verso Prestigiacomo. Ancora Zito. Sbaglia il passaggio e vuole chiamare i suoi. Mister Orlando. Rischia il pallone, prova un dribbling, attenzione a Zito, contatto. Per l'arbitro non c'è niente, anzi si ha fischiato il cartellino giallo addirittura per questo contatto. Forse ha esagerato un po' l'arbitro. Ricordiamo l'arbitro, il signor Curilli della sezione di Palermo, ad arbitrare questa prima giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Andrà la Barbera, chiama la distanza. Curilli. In barriera Ciaramitaro, chiama Rinicella, chiama, ne vuole 2 in barriera, quindi cambiano, anzi c'è Termini. Cristian Termini in barriera. Stai fermo Danilo, stai fermo! Può provare ancora uno schema, Zito, prova a restituire il pallone e commette il secondo fallo della partita in favore degli Emiri. Ancora Rappa conquista il pallone, vuole andare a velocizzare l'azione, cerca Manuel Sciacca, un controllo, vince un rimpallo, ancora Sciacca 1 contro 2, questa volta non può fare niente, può ripartire, attenzione al 2 contro 3, porta il pallone sinistro, trova la risposta di Rinicella, ci ha provato Prestigiacomo con un diagonale mancino, ma ha trovato la parata facile del portiere. Rappa, subito scambio con Termini, stavolta Termini vuole accelerare sulla linea laterale, Termini 1 contro 1. Vuole sterzare, va sul sinistro, ancora Termini, rimbalzare il pallone, finisce il palo laterale. Zito presente. Ancora Termini, cerca una palla alta verso Sciacca che tira al volo, si coordina benissimo, non trova il pallone. Grande occasione per i padroni di casa, si era coordinato benissimo Manuel Sciacca con una volée al volo, ma non ha trovato, per lui è sfortunato la porta. Vino, preparati. Si va subito dall'altra parte, intensa questa partita. Ancora l'1-2 con Ciaramitaro che prova di tacco, ancora può ripartire Termini, una grande giocata dall'altra parte, chiama il terzo fallo e dunque ammonizione per il Ficarazzi. Viene ammonito il capitano
la Targia dunque. Sono passati circa 10 minuti dall'inizio della partita. Manuel Sciacca si incarica del pallone. Rimani là, Cristian, rimani là! Le indicazioni, Mr. Cinzia Orlando. Si va dall'altra parte verso Termini che controlla male. Rimessa laterale. Ancora Termini. Si appoggia verso Sciacca che con un controllo si gira. Una suolata. Ne ha saltato uno, ha provato da lì a concludere col destro. Ha trovato la respinta dei difensori. Ancora Sciacca. Una finta. L'ultimo uomo. Bravo! Dall'altra parte verso Rappa. Ancora! Appoggia verso Ceramitaro. Conquista la rimessa laterale. Termini, appoggia verso Sciacca. Restituisce il pallone. Ha un po' di spazio. Ancora Sciacca. Triplicato. Sciacca col destro. Ha provato. Ennesimo tiro. L'uomo più pericoloso dei suoi fino adesso. Sì, Dani, sì! Stringi, Stesso palla ancora del Figaro. stringi, ancora! La Targia prova a puntare Sciacca. Rappa. Dall'altra parte verso Ceramitaro. Restituisce. Movimento dei padroni di casa. Ancora Termini. Non ti vede, Viene Dani! raddoppiato, chiuso la linea di passaggio. Ancora un pallone in verticale, controlla benissimo Ceramitaro. Si appoggia verso Termini. Termini vuole sterzare, salta, secco zitto. Si va dall'altra parte verso Sciacca. Ennesimo 1 contro 1. Mantiene il possesso di palla ai padroni di casa. Ancora Sciacca. Rappa. Da palla e va via. Ceramitaro. Se c'era un corridoio, non dato, esce a tempo zitto, prova. Termini, è riuscito male zitto, nel frattempo esce. E al suo posto entra Liscia Andrello, riconquista Sciacca. Subito. Giro dalla bandierina per i padroni di casa che adesso la pressione diventa asfissiante. Vuole portarsi in vantaggio prima della stop della prima frazione di gioco. Ancora Termini. Chiama i secondi gli arbitri. Ancora verso Ceramitaro. Dall'altra parte verso Sciacca. Ancora Rappa. Dall'altra parte verso Termini. Termini, gioco di gambe. Ha provato una puntata di confusione. Rimessa laterale. Dunque ancora per gli Emiri. Ceramitaro. In prima verso Rappa. Ancora Termini. Vuole andare a puntare. Con corridoio riconquista il pallone. Il Ficarazzi può ripartire. Non fischia il fallo, ha alzato le gambe ancora con la Targia. Ha provato. Intanto nel frattempo entra il numero 9. Riesi che riceve il primo pallone della partita. Riesi. Viene raddoppiato, si va dall'altra parte verso la Targia. La Targia sbaglia il passaggio, attenzione al contropiede dei padroni di casa. Ancora con Termini, sovrappone Ceramitaro. Ceramitaro in mezzo a due, ha provato e conquista un grandissimo fallo. Ammonizione per il neo entrato Riesi, che protesta con l'arbitro, adesso sta rischiando, ma l'arbitro ha già preso la sua decisione. Un po' di proteste degli ospiti per questo fallo fischiato, andrà a Termini. Nel frattempo esce Ceramitaro ed entra Gaspare Parisi, prende il suo posto. Chiama la distanza, Messina ne vuole 2 in barriera. Hanno la Barbera e Riesi. Cristian Termini si incarica della battuta. Sciacca, porta col destro. Sembrava potesse andare Termini, invece Sciacca si è incaricato di questo pallone, non trova la porta, si va subito dall'altra parte, non aggancia Liscia Andriello. Rappa. Primo pallone toccato per Parisi. Non è entrato. Terzo. Rappa. Chiude la linea di passaggio, si muove, Termini dall'altra parte, riceve il pallone, stop di petto Termini. Aveva controllato benissimo, non riesce ad allungare, a provare il tiro. Messina batte subito velocemente. Su! L'altra parte verso Riesi. Vuole l'1-2 Riesi. Questo è il pallone, vuole andare a chiudere. Rappa. Chiude
benissimo il movimento e manda il pallone in fallo laterale. Crivello 1-2 riceve, Crivello prova a metterla dentro, Termini riconquista il pallone. Solito duello, grande tunnel nei confronti di Riesi. Prova la sovrapposizione, Gaspari sul vantaggio degli Anini, a rompere l'equilibrio, ci pensa Gaspari. Non è entrato su una grandissima giocata. I Termini Cristian che con un tunnel aspetta la sovrapposizione del compagno, arriva e con una punta che passa sotto le gambe di Messina, porta in vantaggio, rompe l'equilibrio del match. Quello che taglia così te lo ritrovi tu e non dobbiamo cambiare marcatura. Riesci. Ok? Ed è chi tiene il gioco. Crivello si appoggia al club e prestigiato. Giacomo chiama i momenti dei suoi. Il Sciandriello finisce a terra, ma l'arbitro non c'è niente. Rappa. Nel frattempo ha cominciato a piovere. Rappa dall'altra parte verso Naccari, subentrato. Becca l'1 contro 1, prova a uscire. L'arbitro non c'è niente, è andato ad anticipare. C'era prestigiato. Rappa. Naccari si vuole appoggiare al portiere, si appoggia verso Rinicella che vuole cercare l'1-2, ma Naccari non arriva su questo pallone, un pallone leggermente non ha dosato la potenza. Ora il numero 4, adesso si intensifica la pioggia. Quella dall'altra parte a cercare il numero 6, si vuole girare e si appoggia verso Crivello. Ancora Crivello si destreggia, ne salta 2, Crivello si appoggia verso Lisciandriello. Non riesce a tirare Lisciandriello e dunque rimessa dal fondo e riparte subito i padroni di casa. Ancora Termini, sbaglia questa volta il controllo. Ancora Prestigiacomo. Ancora Prestigiacomo. Ora vuole entrare dentro il pallone del calcio. Sì. È solo Termini. Adesso la pioggia è battente. Questo cielo piovoso e nuvoloso palermitano. Ancora Riesi dall'altra parte. Riesi prova un corridoio verso Crivello. Adesso l'arbitro ha fermato il primo time out della partita. Ha chiesto Mister Cinzia Orlando. Palla sui piedi. Anche di sopra. Proprio addosso, la palla da terra non vada per una cosa, perché se ne va. Vabbè, sono venuto come all'infallare all'infallare. Meglio addosso. I laterali, ragazzi, dovete chiudere. È passato un pallone dal centrale a centrale. Allucinante. Dovete chiudere. Campionato solo, non deve E l'opposto deve chiudere. poi a 2 all'ora. Dai, Un'altra cosa, quando perdiamo palla alla squadra, Ricordiamo il time out, ogni squadra ne può richiedere uno per ciascun tempo per la durata di 1 minuto. Adesso l'ha richiesto gli Emiri. Cinzia Orlando ha richiesto. Adesso la pioggia sembra essere pressante. Rappa, Naccari. Ancora verso Rappa. Ancora cerca un pallone alto a cercare Termini. Giro dalla bandierina per i padroni di casa. Ancora Termini si appoggia verso Gaspare Parisi che vuole sterzare. Calcia Parisi. Ha provato a emulare il gol di Thuram contro il Milan. Pallone però che esce sfortunato per lui al di fuori dalla porta. Riesi. Ancora verso Prestigiacomo. Adesso prova a uscire gli ospiti 1-2, triangolazione Crivello col piattone. Possibilità per il pareggio, va giù nel frattempo. Fallo di Riesi, adesso sta rischiando, quinto fallo chiamato.
chiama l'arbitro, rischia il numero 9, già rimediato una ammonizione. Tino, vai Timo! Nel frattempo esce Termini a far spazio al numero 14 Di Maria. Ancora Parisi, presso Naccari che controlla male. Presti Giacomo. Sì, Sergio, bravo! Ha pressato Presti Giacomo, viene in conto, Presti Giacomo vuole uscire. Però commette fallo Naccari. Dunque punizione, si riparte con una punizione per il Ficarazzi che adesso vuole rispondere al vantaggio Emiri. Ha accusato il colpo. Ancora Grivello. Dall'altra parte verso Riesi. Vuole andare a puntare il numero 14. Riesi fa sul sinistro, calcia! Trova la grandissima risposta di Rinicella che manda in calcio d'angolo. Ancora Riesi dalla bandierina, prova. Un Cuccai a cercare Crivella al volo che si coordina male. Non prende benissimo il pallone. Dunque rimessa. Laterale per gli Emiri. Per Raffa. Naccari. Di Maria. Ancora con Raffa. Fraseggiano i due. Attenzione l'ultimo uomo, prova a rischiare Raffa. Sbaglia il passaggio. E dunque rimessa laterale. Per il Ficarazzi. Crivello. Viene contro Riesi, vuole andare a puntare Riesi. Prova un giochetto di gambe Riesi. Si defila Riesi, conquista. Presti Giacomo. Scambia di Riesi. Ancora, movimento 1-2, si chiude la triangolazione, non arriva. Perfetta nel pallone Riesi. Che vuole ripartire subito il padrone di casa, ancora Gaspare. Ancora Gaspare Parisi, questa volta l'arbitro fischia il fallo. Riesi chiede la punizione. L'arbitro ha fischiato solamente il fallo, ha deciso di non ammonire il giocatore. Dunque sul pallone Presti Giacomo. Si incarica della battuta. Ne vuole due Rinicella. Sergio, vieni qua! Vieni, Sergio! Stacca Naccari. Escalare la... In barriera Parisi. Dentro un'area di rigore. Di Maria. Crivello prova. Col destro. Dai, muovi veloce! Raffa dall'altra parte chiude l'1-2, ancora Raffa vuole scambiare dentro, pallone contesto, per l'arbitro non c'è niente, adesso grande pressione del Ficarazzi che vuole cercare l'1-2, ancora Gaspare Parisi, dunque rimessa laterale. Ancora dall'altra parte cercare Di Maria. Raffa. Gaspare Parisi ancora, prova a puntare, commette fallo. Stringi! Va subito dall'altra parte col destro. Ancora tiro dalla bandierina, Crivello. Da indicazioni mister Orlando. Raffa. Naccari. Va dall'altra parte verso Di Maria. Sfugge il pallone. Ancora Naccari vuole pressato. Gazzito. Ancora possesso palla di Rinicella. Vuole andare a lancio lungo. Zito, controlla benissimo il suo grandissimo attacco di Parisi. Che vuole puntare ancora col sinistro. Viene raddoppiato, riconquista benissimo. Adesso
L'arbitro fischia il fallo, dunque sarà il primo tiro libero della partita in favore del Ficarazzi. Prima grossa chance per agguantare il pareggio. Si incarica del pallone il numero 4 Filippo Prestigiacomo, vuole andare a sfidare Nicolò Rinicella. Ancora Prestigiacomo, in corsa lunga, vedremo se riuscirà a trovare il pareggio. Parte Prestigiacomo, punta, trova la grandissima risposta di Rinicella e non si fa battere, chiude la porta su un tiro centrale di Prestigiacomo. Sicuramente poteva fare meglio. Ancora Messina, vuole ricevere Riesi, non controlla, scivola il pallone, il campo adesso diventa bagnato data la pioggia. Rimessa laterale degli Emiri. Col destro, provato. Una soluzione Parisi subito. Da lontano trova la risposta di Messina che manda fallo laterale, andrà Parisi. Anzi è corner, andrà Parisi. La nostra posizione non si vede benissimo. Si rimane nella metà campo del Ficarazzi. Messo rappa al volo. Adesso per l'arbitro non c'è niente. Vuole lanciare Riesi dall'altra parte, Enrico conquista ancora Prestigiacomo, pressato da Parisi, ancora Prestigiacomo sportellato col fisico, ancora Riesi. Vuole cercare una trivela verso il numero 14 Zito. Adesso la partita diventa più tesa. Va bene, va bene. Zangara aspetta il movimento di Zito. Riceve il pallone, stop di destro, 1-2. Con Riesi, va dall'altra parte verso Prestigiacomo, deve andare a puntare Prestigiacomo. Ancora si appoggia verso Zangara. Zangara per Prestigiacomo. Zito di prima, gran corridoio, intercetta. Attenzione al contropiede, viene commette il fallo di Riesi. Adesso primo tiro libero anche per i padroni di casa. Un fallo di Riesi che deve stare attento perché, come ricordiamo, è già stato ammonito e ha commesso già 2 falli, l'arbitro l'ha graziato. Nel tempo esce Rappa a far posto a Sciortino. Andrà Gaspare Parisi a sfidare Messina per rispondere. Primo tiro libero della partita per gli Emiri. Basta Rino! Parisi contro Messina. Vuole cercare la doppietta. Parte Parisi! Angolo il pallone, non arriva Messina e trova il 2-0. Doppietta di Gaspare Parisi. Dai! Grande prestazione di Gaspare Parisi. Adesso si mette in salita per gli ospiti e devono rimontare 2 gol di svantaggio. Ancora prova il fallo e sarà tiro libero su un fallo di mano. Di Bonanno. Dunque il Ficarazzi risponde con un altro tiro libero dopo quello avvenuto circa 2 minuti fa. Rincorsa lunga per Riesi che vuole andare a puntare con lo sguardo. Rinicella questa volta non tira Prestigiacomo ma si incarica Riesi. Colui che ha conquistato questo tiro libero in corsa lunga parte Riesi. Rinicella risponde al secondo tiro libero della partita con un'altra parata. Siamo allo schema. Zito dall'altra parte verso Zangara, calcia Zangara, deviato. Bravo Ciccio, va bene Ciccio! Devia Sciortino. Rino, guardalo! Ancora Riesi. Palla per Prestigiacomo che solo può controllare, può calciare, palla mette dentro Zangara, non si coordina. Era una potenziale occasione per il Ficarazzi. Adesso Sciortino va dall'altra parte, esce Messina, controllo, benissimo. Di ginocchio, si appoggia verso Riesi che è pressato, ancora Prestigiacomo 1-2. Va a vuoto Gaspare Parisi. Sbaglia l'ultimo passaggio Prestigiacomo e dunque rimessa laterale. Si incarica Zangara. Guardalo! Non c'è il 14!
Ancora Zangara, chiama il tempo l'arbitro, Presti Giacomo. Ora su! Riesi dall'altra parte. Andrà a sfidare, mi ha raddoppiato ancora Zito. Zito prova a metterla dentro. Altro giro dalla bandierina per il Ficarazzi che sta intensificando gli attacchi. Vieni! Uno, Tony! Zito. Ancora verso Presti Giacomo. Presti Giacomo, una punta. Dai che usciamo! Trova dai che Termini. usciamo, forza! Rimasta laterale. Su! Ancora Dai Presti che Giacomo. usciamo! Riesi. Gioco di gambe. Corridoio, sbaglia il passaggio, può partire in contropiede a Termini, ma sbaglia completamente il passaggio. Il numero 6, buon anno. Nel frattempo entra Sciacca ed esce Parisi. Ancora Zangara di prima, cercare Riesi. Prova a chiudere l'1-2, pallone che finisce nei piedi di Rinicella che poteva prendere il pallone ma non era sicuro. Attenzione al contropiede, 3 contro 1. Viene lanciato Sciacca in campo aperto, 1 contro 1 con Messina. Sciacca mette dentro! Il pallone del 3-0! Ci pensa Bonanno! Bravissimo Manu, grande Bonni! Due minuti più recupero! Dunque 3-0. Calma, Manu! Senza fallo, Ciccio! Ora riconquista il pallone Sciacca dall'altra parte. Arriva, show! Va bene, basta, mettetevi bene! Chiama il fallo e dunque tiro libero. Chi tira? Altro tiro libero per i padroni di casa. Parte Termini per andare a concludere. Termini contro Messina. Vuole andare a cacciare Termini. Oh, la risposta di Messina. Ora chiama lo schema dall'altra parte. Ha provato. Ottima prestazione finora dei padroni di casa. Ancora Termini. Si appoggia verso Sciortino. Buon anno. Ancora dall'altra parte una palla lunga. Sbattuta a terra, non ci è arrivata. Nel frattempo esce Zangara ed entra la Barbera. Ancora Crivello dall'altra parte verso il numero 7 che è subentrato, vuole sterzare, calcia col destro, entra e tira, ha provato lo scambio, la targia e la Barbera. Vuole velocizzare il pallone, riconquista la targia, ma adesso buon anno. Termini 1 contro 1, dribbling, Termini si fila in mezzo a campo, grandissima giocata, Termini col destro! Grandissima giocata di Termini che trova la risposta di Messina che manda in calcio d'angolo. Buon anno, destro, pallone che termina alto sopra la traversa. Un minuto! L'arbitro Curilli ha indicato 1 minuto al termine della prima frazione di gioco. Ancora Crivello. La taglia. Ancora verso Fabio Crivello. Se vuole andare a puntare Fabio Crivello si mette in mezzo a 2, Crivello viene pressato, rischia di perdere il pallone ma sbaglia Bonanno, attenzione al 3 contro 3. Ancora col destro, ci ha riprovato la targia. Subito il pallone lanciato verso Sciacca che è 1 contro 1 con Messina, Sciacca serve Termini. Recap del gol di prima. Questa volta Termini la infila in rete. Sciacca serve il pallone della gloria. 4-0 quando sta per scadere la prima frazione di gioco.
subito dall'altra parte, può ripartire Bonanno. Senza fallo. Ok. Adesso l'arbitro duplice fischio, dunque sul risultato di 4-0 si chiude i primi 30 minuti di gioco, che ha visto protagonista una squadra sola che ha rifilato 4 gol al Ficarazzi. Dunque adesso 10 minuti di pausa e poi ci rivediamo qui per commentare la seconda frazione di gioco. Primo tempo, i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. E abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio, poi il secondo tempo la squadra ha alzato il ritmo, ha alzato il livello delle prestazioni, siamo andati a prendere altissimi, poi abbiamo incominciato a giocare la palla, quindi primo tempo, i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. E abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio, poi il secondo tempo la squadra ha alzato il ritmo, ha alzato il livello delle prestazioni, siamo andati a prendere altissimi, poi abbiamo incominciato a giocare la palla, quindi ho un gruppo di ottimi ragazzi, un gruppo di grandi giocatori che stanno lavorando bene, gli piace lavorare, è un gruppo che gli piace fare sacrifici, quindi pensiamo partita dopo partita. Fare bene in Coppa è importante anche per loro, così almeno si sono messi in evidenza. Già da domenica dobbiamo incominciare a pensare al campionato, perché per noi l'obiettivo principale è il campionato, l'obiettivo principale è la salvezza. Domenica abbiamo una partita importante con l'Accademia Trapani in casa e ci dobbiamo fare trovare pronti. Io i ragazzi li valuto tutti allo stesso modo, io gli dico sempre che chi merita gioca, chi merita lavora bene durante la settimana gioca. Per questa partita ho fatto 4-5 rotazioni, i ragazzi hanno risposto bene, chi ha giocato ha fatto benissimo, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, quindi per un allenatore vedere queste cose è una cosa bella, una cosa importante, perché vuol dire che tutti si sentono parte integrante del gruppo, tutti lavorano al massimo, tutti si vogliono fare sentire pronto e quindi per noi allenatori che abbiamo l'imbarazzo della scelta e sappiamo che abbiamo un gruppo sano è la cosa più bella. Noi cercavamo degli under, perché poi succederà anche durante il campionato che se c'è da giocare con 4, 5 under, 6 under io ci gioco, non è un problema. Con me chi è bravo e merita di giocare gioca, cioè non è questione di anni, di età. 3 anni fa ho fatto anche i playoff con la Nissa e avevo 6 under in campo, quindi per me chi è bravo, chi merita gioca, e abbiamo trovato veramente nella batteria degli under dei ragazzi interessanti, dei profili interessanti. Oggi avete visto Suarez, Diallo là davanti, ma tutti gli under che abbiamo in rosa sono tutti buoni, lo stesso Russo oggi ha fatto bene, Mazzola che ha giocato sempre, quindi pensiamo partita dopo partita. I grandi sono tutti leader positivi, sono tutti leader propositivi. Posso dire che insieme al mio staff, che è di ottimo livello, abbiamo costruito un bello spogliatoio. E poi anche un ringraziamento alla società che non ci fa mancare nulla, si mette sempre a disposizione, e alla città di Castelbuono, una città di Castelbuono che ci ha accolto bene fin dal primo giorno, non solo ora che le cose vanno bene, quindi il merito è di tutti, il merito è della società, dei dirigenti, e continuiamo così. E oggi sono contento per questi 2 gol, ma soprattutto per la vittoria, perché oggi vincere la partita d'andata era fondamentale, perché è un obiettivo che ci poniamo dall'inizio dell'anno. Per noi è importante sia la Coppa Italia che il campionato allo stesso modo, quindi siamo contentissimi per questo. Non mi aspettavo completamente di trovare questa realtà a Castelbuono, perché diciamo che sono arrivato con una squadra neopromossa e ci stiamo ritrovando a fare risultati importantissimi. Ho trovato un gruppo fantastico di ragazzi che veramente non mi aspettavo completamente. È difficile in un mese legare così tanto in un gruppo, non mi era mai capitato, lo dico sinceramente, ma quest'anno mi sto trovando veramente bene. Ogni anno non mi pongo nessun obiettivo, mi pongo solamente di fare bene e poi quello che viene mi prende. Dopo che noi abbiamo sbagliato quella ripartenza con Sterruzza, quel gol, un po' la partita è girata, abbiamo preso l'1-0 e dopo nel secondo tempo l'espulsione ovviamente ci condiziona. Di contro
si sono incontrate due squadre, una squadra molto in salute che è il Castelbuono, mentre noi in questo momento stiamo facendo un po' fatica e quindi diciamo, i valori poi emersi sono stati questi, però andiamo avanti e diciamo, in questo momento è importante stare compatti, stare uniti e pensare alla partita di sabato per cercare di fare il meglio contro l'Athletic Club. Non è un problema diciamo, di salvezza piuttosto che di obiettivo di coppa, la verità è che le partite vanno giocate tutte al 100%, noi venivamo da una partita domenica fatta bene nonostante la sconfitta, abbiamo cercato di trovare stimoli in questa partita, cercando di fare qualche cambio, cercando di risparmiare qualcuno. Le cose non sono andate bene, dico, affronteremo la prossima partita con uno spirito migliore, cercheremo di affrontarla con uno spirito migliore e poi vedremo. Dico, purtroppo il calcio è fatto di partite, passiamo da una buona prestazione a una cattiva prestazione, però c'è soltanto da lavorare, da tirarci fuori da una crisi di risultati perché, ripeto, come dici tu, il 3-0 è un po' troppo rotondo e la prestazione soprattutto nei primi 40 minuti diciamo, è stata soddisfacente. Ecco. In questo momento dobbiamo lavorare di più, cercare di fare meglio, cercare di trovare dentro di noi le energie per uscire da questo momento e basta, diciamo, fa parte del calcio. Il calcio è bello perché ti dà sempre la controprova subito dopo, quindi sabato abbiamo un'altra partita, andiamo a
Vai, Fabio, vai! Crivello dall'altra parte. Cumulativo sempre, Cumulativo, Ancora contrasto Crivello, riconquista il pallone. Nel frattempo rimane a terra il giocatore. Mette la palla fuori la Barbera, rimane a terra Parisi. Per play. E applausi. Restituisce il pallone Ciaramitaro. Riesi. Poggio verso Crivello. Ora la Barbera vuole andare a puntare. Di Maria, la Barbera, gioco di gambe. Si addormenta un po', riconquista Ciaramitaro. Vuole andare 1 contro 1, Ciaramitaro col destro. Occasione per il gol del 6-0, trova la risposta di Messina, adesso dall'altra parte verso Raffa. Vuole andare a puntare Gaspare Parisi, ancora puntata Crivello. Manda il palo laterale. Di gol, ragazzi. Sali Mimmo, sta dovendo trattare, fallo. Raffa trova un corridoio verso Ciaramitaro che non controlla benissimo. Attenzione al contropiede, 3 contro 2, ancora il numero 7 ha cercato Riesi, ma pallone che finisce di rimessa laterale, intercettato da Di Maria. Ancora Crivello, corridoio, vuole 1-2, Crivello, grande azione, trova la parata di Rinicella. Provvidenziale quest'oggi. Ancora Rinicella, chiamaci dall'altra parte Ciaramitaro che viene viene servito Riesi a chiudere in tempo prima che il pallone passasse. Prendiamo la palla fuori, abbiamo finito di giocare, non ti fare. Ciaramitaro. Sali Fabio, sali Fabio! Raffa. Sei ultimo! Ancora Di Maria, prova un tunnel. I danni di Latargia. Del capitano. Non fa passare il pallone. Chiama i secondi gli arbitri. Ancora Parisi. Deve di rimpalli. Rimessa laterale. Ancora Bellamiri. Uno! Due! Oh, il portiere! Viene servito Di Maria. Adesso però trattiene Di Maria. Viene ammonito. Dai! Dai! Accina Fabio, amore! Ancora il capitano a battere questo fallo. Ancora Crivello. Ora stiamo bene tranquilli. La targia, provate a servire Riesi. Deve andare a puntare Crivello, sbaglia il passaggio, riconquista Raffa, può ripartire il contropiede Raffa, serve. Il movimento di Ciaramitaro, ancora Riesi. Può andare a puntare, c'è dall'altra parte, calcia a Riesi, di punta. Svidicola al termine, il pallone Vai, fallo! lontano rispetto alla porta. E dunque rimessa dal fondo per i padroni di casa. Paolo! Palla Mimmo! Alla prossima viene a cambio! Adesso con tutta la calma del mondo i padroni di casa vogliono 1-2, gestire via! questo vantaggio di 5 gol. Fabio! Ancora Parisi si appoggia verso Raffa, di prima ha cercato un piattone al pallone. Copertura, A cercare Ciccio! Di Maria, riconquista. Il pallone è zitto che trova la deviazione del numero 11 che vuole giocare veloce, ancora il numero 7 si appoggia verso Crivello, entra dentro l'area, Crivello, palla dentro. Ancora la targia, calcia la targia. Pallone che finisce alto sopra la traversa. Nostra, è così, dai! Che Nel frattempo è entrato fare? Sciottino. Adesso si scaldano gli animi. L'arbitro, signor Curilli, si mette subito nel mezzo a chiedere la situazione. Il capitano con il numero 11. Bravo! Francesco, quello che batte, Francesco! Tira, Mimmo! Fabio! Sciottino ritarda il passaggio e rischia di farsi soffiare il pallone da Zito. Riconquista la rimessa laterale. Il Picanazzi che è stato anche sfortunato in questo secondo tempo. Ancora riconquista Di Maria, vuole andare a puntare, grandioso tunnel verso Parisi e ha tentato di chiudere 1-2 e riconquista Riesi.
Ancora Riesi, prova una trivela verso Zito che prova a girarsi, pallone dentro verso la targia, calcia la targia, non trova la porta, arbitro segna, giro della bandierina per gli ospiti. Ancora la targia si appoggia verso Crivello, Apertura, Di Paolo! Maria, tutta chiusa la porta, adesso il campo non sembra in ottime Mimmo, condizioni. aspetti alla prossima! Ancora là. Mimmo! Crivello può andare a puntare 1-2, Crivello si chiude l'azione, ancora Crivello può calciare, calcia Crivello, esce, Rinicella a chiudere lo specchio della porta, giro dalla bandierina, ennesimo per il Ficarazzi, dall'altra parte Riesi, può puntare Riesi, apre il pallone verso il capitano che restituisce, non prova a calciare. Accambia la tua! Sono Mauricio o lo capisco! Crivello, grande triangolazione, ancora Crivello questa volta. Fabio! Arbitro fischia il Ah, fallo. vieni a cambio ora! Mimmo! Esce Ma la Zito, tecnica l'avete capito, che se ne vediamo entra sia! la Barbera, esce Crivello, entra Filippo Prestigiacomo, vediamo se si incaricherà della battuta. Si incarica invece il capitano. Francesco Latargia che prova, ma non trova lo specchio della porta. Adesso si alza la conta del numero dei tiri per il Ficarazzi, ma il risultato che rimane invariato sul 5-0. Rinvio troppo profondo di Rinicella. Giochiamo, silenzio! Giochiamo! Prestigiacomo, Tira! Latargia, Riesi. Non ci stringiamo! Campo adesso Non ci stringiamo! inzuppato. Proviamo! Ancora dall'altra parte per cercare la Barbera che vuole difendere il pallone, si appoggia verso la targia che va dall'altra parte, pallone che viene deviato, si addormenta Prestigiacomo, rischia di farsi soffiare il pallone, ancora si appoggia, rischia, Prestigiacomo va giù, contatto, ammonito, Prestigiacomo riceve la seconda ammonizione, dunque cartellino rosso ai danni di Filippo Prestigiacomo che ha provato a trattenere la maglia ed evitare il gol del 6-0, un fallo evidente, dunque giusta decisione dell'arbitro, Facciamo il più meglio! dare la seconda ammonizione della partita a Prestigiacomo. Attento! Perché mai? Chi l'ha dato? Si incarica Bonanno della battuta, è defilato Messina, chiama in barriera Riesi dall'altra parte per i padroni di casa, limite d'aria, c'è Di Maria, Cortino pronto, può partire buono col destro, colpisce il palo, l'arbitro però ha segnato il calcio d'angolo per gli Emiri. Non c'è, non ti alzare così troppo, non c'è! Di Maria, Non può fare niente, non c'è! Non può fare niente, dico! ancora Di Maria per il numero 9 prova a alzare il pallone, vuole mettere il pallone giù, Parisi che adesso viene raddoppiato, non può fare niente, pallone che termina rimessa dal fondo, e riconquista ancora la Barbera, tenta un dribbling, rischia, riconquista subito Bonanno. Adesso i giocatori non controllano date le condizioni del tempo, campo scivoloso e inzuppato. Questa è un'occasione col destro, numero 11 ha provato, Alla prossima, adesso non c'è! chiama il time out Vincenzo Marsala alla prossima azione, adesso gestisce con tutta calma gli Emiri sulle ali dell'entusiasmo. Ancora il numero 9 può calciare, trova la deviazione di la Barbera. Ehi, signore! Sono finiti, non è che il tempo è effettivo, non è tempo effettivo, la palla non è un Non puoi scappare! Ciortino va dall'altra parte, cercare Bonanno. Ciortino. Ancora Marco Di Maria. Trova un corridoio, pallone che viene rallentato dal terreno di gioco, la Barbera. Ancora Riesi. Nel frattempo entra in campo Lisciandriello. Adesso l'arbitro ferma il gioco come richiesto il time out dal mister Marsala.
Primo time out della seconda frazione di gioco, risultato sul 5-0 per i padroni di casa. In questo secondo tempo hanno lasciato fare, dirigere l'orchestra agli ospiti e sfortunati anche non hanno trovato il gol per accrescere il risultato. Adesso dà le indicazioni il mister Marsala in vista degli ultimi minuti di questa partita. Ora, loro cattivi, noi no. Loro cattivi, noi no. Dall'altra parte il mister Cinzia Orlando dà le indicazioni. Una grande partita dei suoi. La prima giornata di campionato. Dunque si riparte, le due squadre rientrano in campo dopo il time out, possesso palla del Ficarazzo. Riesi chiude le linee di passaggio, Piemiri ancora verso il capitano, pallone che si ferma. Il campo adesso sta diventando difficile da giocare, nel frattempo riconquista Rinicella, para questo tiro shortino, Lasciala entrare! cerca un passaggio avanti, riconquista la Barbera. Vuole la triangolazione, ancora il capitano, può mettere il pallone dentro, viene deviato da shortino, ancora la Barbera è di spalle, prova Riesi, sbaglia completamente la direzione del passaggio, adesso con un tunnel, esce benissimo, 1 contro 1 col portiere Di Maria col destro, palla che rimane ancora a Parisi che vuole andare a puntare, lo salta sinistro di Parisi, palla che finisce sulla linea, salvataggio miracoloso di la Barbera. Salva il pallone del 6-0 e si riparte subito intenso dall'altra parte, ancora verso il pallone verso Lisciandello e trova l'ennesima parata di Rinicella Infilare il piede! che conquista anche la rimessa laterale, l'ultimo tocco proprio del giocatore bianco e blu. Rinicella, Palla va! Così giù! Naccari sbaglia il controllo, favorisce il capitano che vuole andare in diagonale, Naccari riconquista, ritorna sul pallone perso, si fa trovare pronto e manda in rimessa laterale. Ora il capitano, ora Riesi, passato dal numero 2 che riconquista subito testa grossa, guadagna la rimessa laterale. Testa grossa prova a battere subito ma sbaglia completamente il passaggio alla Barbera. Adesso il campo dà evidenti problemi, la palla rischia di non rotolare più, il campo completamente allagato. Ancora Riesi per il capitano, vuole restituire il pallone, shortino, riconquista, viene lanciato, ancora Bonanno, prova a tenere il pallone, prova un tunnel, riconquista Lisciandriello, ancora il capitano, attenzione al 2 contro 1, ancora Bonanno col destro, si allunga, Messina e manda in calcio d'angolo, ha provato Bonanno, dall'altra parte c'era Naccari, non servito, potenziale occasione, ma siamo subito. Naccari. Non c'è spazio! La linea, gioca, viste? La Barbera ancora verso Lisciandriello che sbaglia completamente il tocco. Rimessa laterale per il Figarazzo, ultimi minuti della partita, ancora il capitano Mataggia. Riesi ha provato uno scavetto, pallone che finisce sul fondo, dunque rimessa dal fondo. Lascia scorrere Zangara.
ingiocabile giocare. Però la parte era riesce, la Targia è capitano. La Targia deve provare a entrare ancora la Targia. Quando il pallone salta tutti con destro. Dietro! E conquista Rincelli. Adesso finisce giù, però l'arbitro non c'è niente, Zangara fa sbattere. E dunque conquista il fallo, tutti cazzi. Vinci in cantiere e fa pure la fara. Per il numero 3 non ha controllato. Trova un dribbling che viene pressato, Maccari però col fisico, si vuole aiutare, finisce giù e l'arbitro indica calcio di rigore per il Picanazzi. Conquista il fallo, numero 3, adesso primo calcio di rigore della partita, in favore degli ospiti, adesso è la possibilità più grande per riaffacciare il risultato. Andrà capitano la Targia a sfidare Rinicella. La Targia caccia la Targia, accorcia il risultato, spiazza il portiere Rinicella e trova il gol del 5-1. Siamo subito dall'altra parte. Ultimi minuti di gioco, risultato sul 5-1. Però per Amitaro. Maccari, stavolta l'arbitro non fischia, quello numero 3. Tantissima confusione alla bandierina. Unilì, però ha fischiato in favore dei padroni di casa. Adesso Sciacca non controlla il pallone a campo, completamente bagnato. Ancora Sciacca va giù, finisce giù l'arbitro, non fischia il fallo. Zangara. Il risultato di 5-1 termina la prima giornata del campionato di Serie C di Ligue. I Neri battono il Picanazzi e si aggiudicano i primi 3 punti della stagione. Ci vediamo al prossimo appuntamento, grazie a tutti per essere stati con noi in questa diretta.